Oggi abbiamo concluso la manifestazione del concorso Nonni e Nipoti promossa dai Lions Catania Host. E la finale di scuola. Giorno 8 maggio ci sarà poi la finale a livello cittadino, però abbiamo vissuto un momento veramente particolare, speciale, perché abbiamo avuto la presenza dei nonni e in collegamento anche i nonni della Romania. Abbiamo ricordato il valore di questa presenza nella famiglia, nella scuola, nella società e del rapporto così importante che si stabilisce fra due generazioni. Ringrazio il professore Licciardello che è stato promotore di questa iniziativa e passo a lui la parola. Sì, grazie, sicuramente un'esperienza bellissima questa odierna che fa seguito ad altre che abbiamo già avuto modo di fare in altri istituti che hanno partecipato, altre ne seguiranno ancora. Come diceva la preside, il giorno 8 ci sarà quello finale, avremo il premio assoluto più le menzioni assolute. Sono esperienze molto ricche, coinvolgenti, come oggi lo è stata veramente in tutti i sensi. Abbiamo avuto modo di apprezzare anche le capacità dei ragazzi, le performance che hanno fatto e certamente l'argomento è importante, quello di nonni e nipoti, per i motivi che ha espresso poc'anzi anche la preside. È un rapporto tra le generazioni, è un rapporto che, diciamo così, è funzionale sia per la qualità della vita delle persone anziane, dei nonni, perché consente loro di rivivere le emozioni e anche attraverso il rapporto con i nipoti di, diciamo così, rinverdire la memoria, dare senso alla qualità della loro vita. Ed è importante per i ragazzi perché possono avere una guida, possono imparare a capire qual è stato il passato, qual è stato il futuro, possono andare a capire quanto è importante rispettare anche le persone anziane, sperando che loro lo diventino anche, perché ciò che costruisci oggi naturalmente serve anche per il futuro. Sono molto felice che questa esperienza sia stata utilizzata al meglio da questa scuola nell'ambito della loro attività didattica. Lo scopo era quello, non è quello di fare solo un evento così spot, punto e basta, ma di offrire l'occasione per una riflessione approfondita. Quello che diceva la preside va in questa direzione, è stato, come dire, diciamo così, è solo un momento, non è la fine, ma è un momento che si iscrive all'interno di un percorso che certamente continuerà e questa scuola dimostra di saper fare questo lavoro educativo a tutto tondo per i ragazzi e per le future generazioni. Quindi il mio grazie alla scuola, alla preside, alle famiglie, ai ragazzi, un grazie a tutti e per questo tipo di esperienza che abbiamo avuto modo di vivere e perché in qualche modo dà senso allo sforzo che stiamo facendo avendo organizzato questo tipo di concorso e cercando di portarlo avanti. Grazie ancora.